Da Magnano in Riviera a Risano. Siamo con Roberto Pighin, siamo nella villa di famiglia per parlare della più importante, fra le più importanti aziende vitivinicole del Friuli, l'azienda vitivinicola Pighin, che sta a Risano, tra Risano e Pavia, ma adesso ci racconta tutto lui. Sì, certo, noi siamo produttori, abbiamo la fortuna di essere produttori in due zone DOC, importanti zone DOC del Friuli Venezia Giulia, quindi Le Grave, dove ci troviamo in questo momento, con 150 ettari di vigneti, e nel Collio Goriziano, dove abbiamo un'altra azienda con attorno a 30 ettari di vigneti e una seconda cantina di vinificazione per queste uve. Qui siamo Villa Pighin, ormai si chiama, no? Ma questa storicamente è villa agricola, in quanto è stata di proprietà fino al 63 di una vecchia famiglia nobile friulana, appunto i Conti Agricola, che peraltro il caso vuole è proprio agricola. Agricola, quindi siamo sempre in tema. Così. E adesso vi facciamo vedere una parte di questa azienda. Stiamo entrando in una barchessa dove c'è l'affinamento dei vini e continueremo con Pighin la chiacchierata. Stiamo entrando nella barchetta est della villa. Cosa c'era qui una volta? Diciamo che questa è stata storicamente la cantina di affinamento dei vini rossi ai tempi. Questa qui, no? Questa qui andiamo esattamente. Bene. Ed è una struttura che abbiamo riportato di recente ai vecchi splendori. Beh, complimenti, altro che vecchi splendori, forse una volta non è mai stata così bella, avete fatto un lavoro davvero certosino nel rispetto dell'ambiente e della struttura. Assolutamente, diciamo che qui questo era un sogno che avevamo in mente da molti anni e appena abbiamo avuto l'opportunità di poterlo realizzare l'abbiamo portato avanti, però cercando di rispettare nel limite del possibile quella che sostanzialmente era la realtà storica, quindi senza fare alcuno sconvolgimento delle strutture, rispettando tutto quello che era possibile, ripristinando per addirittura i vecchi chiavistelli, cioè tutto ciò che era possibile non sostituire non è stato sostituito, è stato prettamente, esclusivamente rinnovato e ringiovanito. È ringiovanito. Questo che diceva lei ci introduce ad un concetto, quello della qualità. Certo. Voi fate molte bottiglie, 1 milione di bottiglie, 80% abbiamo detto va all'export. In Friuli c'è questo concetto: chi fa tanto non fa qualità. Questo ci dimostra invece che si fa qualità, perché anche per esportare, se non c'è qualità, non si va da nessuna parte, vero o no? Beh, io credo che assolutamente non penso ci sia ombra di dubbio che per ottenere dei risultati oggi come oggi è necessario fare l'impossibile anche per ottenere il massimo sotto il profilo qualitativo. Noi come azienda non siamo certo un'azienda di piccole dimensioni a livello di produttori, però sono altrettanto certo che tutto è commisurato a quella che è la capacità produttiva e di conseguenza. E io sono uno di quelli che ritiene che non è necessariamente il piccolo che ottiene buoni risultati o ottimi risultati, ma se il tutto è proporzionato ed è condotto nella giusta maniera, dalla terra alla bottiglia, i bei risultati si possono ottenere anche in dimensioni un attimino più importanti. Con una qualità che comincia ovviamente dal campo. Certo. Voi avete un'intensità, una densità non così forte. Noi, ci tengo a dirlo, lo volevo ripetere, essendo produttori in due zone DOC di primarissima importanza nella nostra regione, quindi il Collio e Le Grave, ed avendo optato per un marchio piuttosto forte oltre 30 anni fa, che è questo gallo variopinto, simbolo diciamo della terra, chiaramente ci siamo trovati anche volontariamente nelle condizioni di far sì che quando qualcuno stappa una bottiglia con quel gallo non debba rimanerne deluso, perché è un'arma a doppio taglio. Se non ci fosse un prodotto all'altezza, non si continua a vendere nel mondo come vendete. E quindi volontà di valorizzare allo stesso modo, con lo stesso entusiasmo, dalla terra alla bottiglia, entrambe le aziende in entrambe le zone in cui produciamo alla stessa identica maniera, con lo stesso rispetto. Qualità che comincia nei campi ma che continua in cantina, perché non si può vinificare se non ci sono le tecnologie adeguate. È chiaro che per ottenere risultati sufficientemente buoni
non voglio peccare di presunzione. È chiaro che alla base sta la produzione di uve che rispecchino certi parametri, poi ciel volendo naturalmente, perché siamo sotto le stelle, quindi dobbiamo avere anche, ci vuole anche un po' di sostegno dal punto di vista meteorologico. Dopodiché con la tecnologia di cantina, che è super avanzata, e la mano esperta dell'uomo, perché senza un uomo esperto, vedi il nostro enologo Valdesolo, non potremo fare miracoli, e quindi è una sinergia di 3 fattori di base: produzione di livello in campagna, a livello di materia prima, e tecnologia cantina utilizzata da mani esperte. Prima di chiudere, 2 domande rapidissime, 2 risposte immediate. Come è andata l'annata? Sì, l'annata penso non sia una novità, è stata un'annata veramente straordinaria sotto il profilo qualitativo. Siamo felici, quantomeno siamo molto contenti. I mercati come stanno andando? I mercati hanno sofferto, non si può dire che non stiano ancora soffrendo, però sono reduci anche adesso da un viaggio promozionale in Germania, che è un paese amico qui vicino, che è molto importante per il vino, il nostro vino e non solo, e devo dire che c'è stata tutto sommato una buona energia, una buona sensazione. Quindi le cose stanno andando. Bisogna essere ottimisti. Il mondo non si ferma. Non si ferma il mondo. La qualità e l'innovazione anche in agricoltura vincono la crisi. Ringrazio Piguin per l'ospitalità e alla prossima puntata. Mauro Nalato vi saluta. Arrivederci.